Isili, ben trovati da Francesco Cammuca qui dallo stadio Giovanni Brucoleri di Favara. Di fronte il Pro Favara e il Pompei, in palio l'accesso alla finale dei playoff nazionali di eccellenza. Due squadre che hanno effettuato un cammino un po' diverso tra di loro, ma che alla fine si trovano con le stesse armi e con le stesse possibilità di portare a casa il piazzamento che vale un posto al sole in quella che in fase di impostazione diventa praticamente una difesa a 3, perché si abbassa Bombo Spinel. Intanto attenzione a Malafronte che va a calciare sopra la traversa. Alessandro Malafronte, aumentate attenzione alla sgasata di Tomolillo, arriva al limite Casillo, in mezzo per il tiro ribattuto, ancora conclusione, palla che finisce in rete per il vantaggio del Pompei proprio allo scadere del primo tempo. E chi se non Alessandro Malafronte porta in vantaggio la squadra di Scarlato A di Eccellenza Campana, e battendo il Nola nella finale playoff. Intanto attenzione alla Piana, poi andremo a riassumere anche le formazioni. La Piana al cross, Lucarelli di testa sopra la traversa, prima palla, gol della ripresa. Sembra un altro Favara, una volta tutto in il Pompei nell'area di rigore, sono in 4, adesso 5 della Pro Favara in area. Ficarrotta, secondo palo, colpo di testa da parte di Marino, blocca la sfera D'Agostino in un'eventuale finale di andata. Qui la Piana mette in mezzo il tocco e il gol di Retucci che pareggia 1-1 al 9, risponde al 9 Mattia Retucci, 1-1. Ma allora calcio di punizione, minuto 62 di gioco in corso. Alla battuta Ficarrotta, palla corta del primo palo, Mistretta per lunga, buon tempo, il salvataggio ancora buon tempo, ma era fuori gioco del centrale. Allora l'azione sfuma. La Piana, serie di finte, poi palla che passa dal centro, scodellata in mezzo, Retucci anticipato, poi arriva Mistretta come un caterpillar. Qui intanto attenzione, è finito giù Velotti e sedata la situazione. Ci sono la Piana, rosso per la Piana, rosso per la Piana, e in 10 uomini il Pro Favara, 6 più recupera alla fine. Ancora una punizione per Luca Ficarrotta, palla scodellata in mezzo, buon tempo, il miracolo di D'Agostino, calcio d'angolo, battuta del calcio d'angolo affidata ancora a Ficarrotta, pallone sul primo palo di testa di Girolamo, poi Di Bella interviene col petto, buon tempo, la palla è ancora buona, rimane lì allontanata, e attenzione alla ripartenza del Pompei che può spingere con la corsa da parte di Casillo. Casillo si invola, accanto a lui c'è Di Paola, Casillo scoffia, salva, poi la palla rimane lì e sbaglia clamorosamente Guarracino, ha sprecato il match point qui il Pompei. Allora l'arbitro lascerà giocare quest'ultima azione, vediamo. Caternicchia verso l'area, Retucci prova a colpire, l'arbitro guarda il cronometro, fischia la fine, finisce 1-1 e dal linguaggio del corpo viene da dire che sia il Pompei ad aver passato il turno ed è il Pompei ad accedere alla finale dei playoff nazionali del campionato di eccellenza.